Mister Allegretti, peccato, c'è molto rammarico perché perderla nel recupero praticamente fa male. Ma fa male perdere, ma la verità è che non abbiamo fatto nulla per vincere, o pochissimo, e l'analisi va fatto su questo, perché sennò altrimenti andiamo troppo lontani dalla verità. Abbiamo fatto una brutta partita, e abbiamo giocato male, ma non è facile giocare su questo campaccio, quindi altre volte abbiamo giocato su questo campo, però tutte le altre volte ci abbiamo messo dal punto di vista dell'agonismo e dell'intensità qualcosa in più. Oggi non ce l'abbiamo messo, quindi è chiaro che poi attaccarsi al campo nel momento in cui si perde non è neanche giusto. È giusto analizzare una prestazione assolutamente sottotono. A livello individuale abbiamo fatto male, parecchi interpreti hanno fatto male, perché un giocatore che non è in giornata può sicuramente scegliere di correre, e invece anche quello non l'abbiamo fatto. Quindi tutto lì, cioè, insomma, io ho già parlato con la squadra, nonostante dopo la partita è difficile trovare la lucidità giusta, ma io sono sempre stato con la squadra e non colpevolizzerò mai troppo i miei giocatori che mi hanno portato fino a qua e che ci hanno portato fino a qua. Però è giusto anche dirsi le cose in faccia, guardarsi negli occhi e analizzare in maniera anche decisa quella che è stata la partita, perché poi dopo lo sanno perfettamente anche loro. Perché indubbiamente per tutto quello di buono che si è visto fino a qui, con un altro atteggiamento, dicevi, con qualche giocatore anche dal punto di vista fisico messo meglio, sicuramente finiva diversamente, senza nulla togliere naturalmente al Crema. Ma non lo so, però se alla vigilia io ho detto che avremmo affrontato una partita difficile, perché evidentemente qualcosa mi aspettavo, e le prossime saranno più o meno sullo stesso livello. Quindi la capacità nostra è capire il tipo di partita, ma correre più degli altri, o provare a correre più degli altri, perché se poi dopo loro il primo tempo credo che i due attaccanti difendevano nella metà campo, ma non potevamo aspettarci qualcosa di diverso. Siamo il Chievo, abbiamo fatto questo percorso qua, è chiaro che non è che troviamo squadre che si devono salvare e vengono qua all'arrembaggio per cercare di vincere, solamente che noi non eravamo pronti dal punto di vista psicologico. Dobbiamo farlo, per farlo ci si allena apposta, e quindi la martedì ci si allena, cioè non è un dramma, però l'analisi è giusto farla in questa maniera. Grazie mister. Grazie.